Bella che ragazzi, bene, un nuovo video. C'è mercato a Batman, volete come state? Spero tutto bene. Scusate se ieri sera non sono usciti i video, ma ero stanchissimo, ero stanco molto io e non ce l'ho fatta, veramente non ce l'ho fatta. Vabbè, ben ritrovati nella pre-partita di Copenaghen-Napoli. In questo video andremo a fare il probabile risultato della partita, la probabile formazione del Napoli e la andiamo ad analizzare. E scusate sempre se questo video lo sto facendo un po' a bassa voce, ma non posso fare e penso che durerà massimo 4 minuti, massimo. Vabbè, allora, secondo me, essendo una partita ostica per il Napoli, perché il Napoli, come sappiamo, in Champions quest'anno sta facendo ma come gli altri anni, sta facendo un po' fatica e soprattutto con delle squadre tra virgolette poco conosciute. Ma vabbè, secondo me finirà per 0. Ovviamente uno spera sempre nella vincita, però come il Napoli pareggiare, può perdere questa partita, la può pure vincere. Come per 1-0, vince il Napoli per 1-0. Gol McTominay. Allora, io partirei subito dalla probabile formazione che non conoscevo per la situazione degli infortuni e cose, perché ci abbiamo infortunato Racamani, Politano, Neres e poi penso che verrà convocato, però non giocherà nel corso della partita. Vabbè, passiamo subito alla probabile formazione. Allora, probabile formazione composta da Milinkovic a porta, tra virgolette, mi ha detto quando torno, visto torna a metà febbraio, penso. Poi oggi ci sarà anche dentro la partita con la Juventus, ci dovrebbe essere anche Anghissa, quindi speriamo bene. Allora, difesa a 3, composta da Luan Jesus, Beukema e Di Lorenzo. Poi esterni di centrocampo, esterno di destra Politano, esterno di sinistra Spinazzola, e poi Olivera che entrerà nel corso della partita. Olivera che cambia, cioè che reclama più spazio, ma vabbè, io ho messo alla Olivera, vabbè. Poi centrocampo ehm, composto da Lobotka, Stanislav Lobotka e McTominay. Poi attacco, cioè esterni d'attacco, sì, no, esterni d'attacco, cioè no, aspetta, no, esterni d'attacco. Due, c'è un centrocampista offensivo netto, quindi un 3-4-1-2 e 2 attaccanti. Quindi che saranno questi attaccanti? Cioè vabbè, centrocampista offensivo Elmas e 2 attaccanti saranno Oliund e Lucca. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale, mi raccomando.